stare in panchina. Le Barche, aperto tutte le domeniche dalle 10 alle 20. My Personal Sunday. Ben ritrovati per questo appuntamento con Ore 13, lo vedete in sovraimpressione, l'argomento che abbiamo scelto quest'oggi non è piacevole perché sono argomenti che un pochino tutti noi temiamo. La finanziaria in realtà, che peraltro oggi viene chiamata in maniera edulcorata legge di stabilità, è quella che regola la nostra vita economica, e poi il redditometro è questo nuovo incubo che molti hanno per la sua applicazione. Visto che nella vita si occupa proprio di redditi, sì, posso dire così? di tasse, più che di redditi ultimamente. Ma le tasse sono dovrebbero essere sui redditi teoricamente. Non sempre. Non sempre. E se guardiamo il redditometro sono sui consumi. E infatti, però con la passione sicuramente per internet. Ah sì sì. Questo mi sembra... Sicuramente sì. Vorrei partire dal redditometro con il nostro ospite, perché c'è stata data a noi cittadini la possibilità di sperimentarlo via internet e per molti il risultato è stato spaventarsi. Allora, spaventarsi non è la cosa migliore da fare in questi casi, perché... Però molti si sono trovati, pur essendo sinceri e onesti, incongruenti. Sì, sicuramente. Io faccio una premessina, se posso, che è questa. Dunque, che faccio questo lavoro è dall'89, quindi qualche anno, e l'esperienza mi insegna che davanti alle imposte bisogna avere molta pazienza, cioè nel momento in cui viene fuori una norma e viene fuori un sistema di accertamento, il muoversi freneticamente da subito alla ricerca di capire sono dentro a questa norma, quanto impatta, quanto influisce nell'arco della mia vita economica, ti produce, oltre che uno stato di malessere psicofisico, produce anche uno stress che delle volte non serve, perché le norme vengono fatte, talvolta vengono fatte in maniera abbastanza veloce, alla fine poi nascono in una veste e finiscono con un'altra. Io ricordo al pubblico che se qualcuno ha fatto per esempio questo esperimento di testarsi con il redditometro o comunque ha delle perplessità sulla propria denuncia dei redditi che siano comprensibili ovviamente, che magari siano di carattere generale, il numero telefonico è e rimane in sovraimpressione 0422 796 732, lo ripeto, ma comunque lo vedete, rimane qui 0422 796 732, anche solo per capire se, appunto, io sentendo i primi commenti mi sono voluto astenere solo dal provarci per non spaventarmi, però io ho sentito molti commenti anche nei nostri telegiornali di gente che ha provato ed è rimasta francamente perplessa, gente che ormai ha paura di dire: ma se a questo punto mi potessi anche permettere qualcosa, non mi compro più niente perché poi ho paura di essere contestatario al fisco. Ecco, esattamente, allora, è proprio esatto. Il principio del redditometro è questo, è un principio che viene calcolato sulle potenzialità di spesa, quindi anche tutti quei discorsi che magari si possono sentire in giro, ma io guadagno tot, cioè, no, è la propensione alla spesa che io faccio in un senso o in un altro senso. Cioè, hai preparato anche delle idee? Sì, infatti, se volessero metterci sulla slide numero 2, così capiamo anche meglio questo tipo di diciamo, ragionamento. Cioè, il Ministero, tramite lo SDOE, ha analizzato, eccola qui, e se si può capire la moltitudine di voci, ha analizzato una serie di componenti di spesa per i quali a livello statistico danno una certa redditività. Ovviamente andiamo sul semplice. Ma mi viene in mente leggendo Animali domestici. Certamente. Che io all'epoca, pur avendo la passione hobbistica dei cani, avendo un allevamento registrato nel senso tecnico del termine, con i pedigree sottoposti
feci la partita IVA per i cani, per poter detrarre quelle che sono le spese. Altrimenti rischiavo che mi imputassero solo i redditi. Adesso vedo il redditometro, già prendo paura. Beh, un po' forse è vero, perché dopo dipende uno, anche io conosco un po' l'ambito diciamo, del cinofilo, un po' dipende a che tipo di passione uno ha per i cani, perché ovviamente se uno ha il cane domestico è un ragionamento, se uno invece gli piace anche fare le razze, queste cose qui, Sì, la nel cosa mio caso, che è il suo caso, è la cosa un po' diversa. Nel nostro caso gli animali domestici incidono perché comunque sostengono delle spese veterinarie, hanno un certo tipo di alimentazione, cioè uno deve avere dei soldi per poterli avere. Se si rendono conto, parlando perché conosco il settore, che la crisi fa sì che tante persone stiano rinunciando a far vaccinare il proprio cane. È vero, Quindi è vero. mi domando, cioè, se mi imputi il cane o i cani perché li ho registrati con il microchip e quindi tu sai che io li possiedo e non tieni conto che io non ho neanche più i soldi per vaccinarli. E purtroppo in tante famiglie sta succedendo. Questo comunque, ricordiamolo, è un discorso comunque, la spesa è a livello statistico, cioè non è che si guarda la spesa del soggetto. A livello statistico c'è un paniere nel quale si vanno ad inserire i proventi, per esempio, dei veterinari, che è una di queste componenti, e poi in base alla, diciamo, località dove uno abita si fa questo tipo di calcolo. Ecco, può essere d'aiuto se la regia può mettere la slide numero 3, che è un esempio fatto su 3 province, giusto per capire. Poi avere la spesa, cioè avere lo scontrino e la ricevuta, serve nel momento in cui ci contestano una determinata redditività, cioè dicono tu devi guadagnare 100.000 euro perché per i cani spendi tot. Poi giustamente fa fede la prova contraria nella presentazione di... Cioè nel senso che l'ufficio contesta il reddito e quindi dice tu dichiari un reddito di 100, in realtà io ne ho accertato uno da 200 per questi motivi, e sono le voci che sono scritte in questa slide. E quindi gli alimentari, bevande, noi prendiamo la colonnina per esempio del nord Italia, che è rappresentata da Milano. Alimentari e bevande, abbigliamento e calzature incidono mediamente su una famiglia con 3 componenti, quindi padre, madre e figlio, perché anche i figli fanno reddito. Non so se hai avuto modo di vedere che è un'altra cosa. Per me sono debiti perché pago due assegni ogni mese. Eppure è un'altra cosa di quelle che sono in contestazione. Allora, alimentari e bevande 7.715, abbigliamento e calzatura altri 2.500 euro. Poi l'abitazione, se uno è in affitto, 12.000 euro. L'acqua e le spese di condominio su 70 metri quadri, 700 euro. Questo siamo sempre a livello statistico. Manutenzione ordinaria, 450 euro. Combustibili, adesso vado un po' veloce, mobili, sanità, medicinali, spese e visite mediche. Quindi se dicono che sì, abito, questa è una tabella fatta per? Questa è una tabella comparativa fatta per vedere nord, centro e sud. Sì, Milano, Roma e Napoli. A Milano devo spendere 12.000 euro di affitto. Sì, se sono bravo ne spendo 6.000, no, non è possibile. Io diciamo che su questa valutazione statistica ho dei dubbi, perché a Milano e a Roma e Napoli non credo che questi siano valori tipo Milano-Roma. Quindi se io trovo l'affitto a 500 euro ne spendo 6.000. E questo punto qui scatta la presunzione della prova contraria di cui ti stavo parlando prima, cioè devo presentare documentazione che nel mio caso io ho speso meno. Però perché siamo in un rovesciamento della prova. Esattamente. Che mi lascia molto perplesso con quello che è l'ordinamento giuridico italiano, che è l'accusa che deve stare la colpa e non viceversa. E questo hai ragione, ma questo purtroppo onere di dimostrare il contrario è presente nel nostro territorio da tanto tempo. Anzi, ti dirò di più, che ieri parlando con un collega parlava proprio della Marca Trevisana, dicendo che ci sono accertamenti in corso dove addirittura si contestano le fatture con operazioni inesistenti, ma su importi anche di 1.000 euro, 2.000 euro. E questo, che cosa vuol dire? L'operazione inesistente è quando tu ricevi una fattura e l'amministrazione finanziaria per qualche motivo dice quella fattura è falsa. Allora, se tu per esempio hai uno scontrino da 500 euro di una farmacia, ok, potrebbe dirti guarda è falso, è un'operazione inesistente. Allora io l'ho tagliato su un profilo medio-basso, però se tu me lo porti sull'azienda dove ci sono beni e servizi che non sempre sono contrattualizzati, perché la presunzione dell'esistenza dell'operazione sarebbe il contratto, però io credo che difficilmente nel quotidiano uno va a fare un contratto, per esempio, per tinteggiare la casa.
no? Per esempio, è un esempio banale, no? Tu arrivi, richiedi un preventivo e poi sulla base del preventivo dai l'esecutività alla ditta per farti dipingere la casa, ecco. Operazione inesistente. Dimostrami con un contratto che abbia caratteristica legale che hai effettivamente ordinato quel tipo di lavoro in quel tempo, in quella modalità, eccetera. E si fa parecchio difficile dimostrare, ok, quando ci sono questo tipo di contestazioni. Però questa cosa qui già esiste, infatti ci sono parecchi contenziosi aperti in questo senso qui. Io ero un po' perplesso. No, mi sto domandando quanto il cittadino, perché pensavo sempre a un'intervista del nostro telegiornale di una persona che diceva sto mettendo via dall'inizio dell'anno tutti gli scontrini di tutto quello che faccio. Ma anche la spesa al supermercato. Cioè... Ma teoricamente sì, perché se per disgrazia gli arriva con il redditometro che le spese alimentari, no, non sono 7.715 calcolate dal dato statistico, lui l'unica prova che ha è dimostrare il contrario. Io ai miei clienti, per esempio, ho suggerito non mettete via gli scontrini perché magari può essere difficile, pagate tutto con la carta di credito, perché la carta di credito tiene traccia delle spese e dei posti dove ho speso, quelle, anche diciamo quelle normali, insomma. Beh, quindi in realtà il problema è se io spendo più di 7.000, se 7.000 è la cifra o se spendo meno. No, se io spendo più di 7.000 ho un abbattimento del reddito maggiore, quindi ho un minor reddito, quindi in teoria devo dimostrare che la mia spesa è maggiore. Se spendo di più, non se spendo di meno, perché se spendo di meno è un costo, no? Ho maggior reddito, quindi non ho questo problema. È che a volte il totale del reddito che ti attribuiscono non è quello reale. E questo è un altro tipo di presunzione che è il grosso del problema. Che questo è un altro tipo di presunzione, che è quella sui ricavi, che ci arriviamo dopo, tipo gli investimenti. Che credo che sia la cosa peggiore, voglio dire, quando ti attribuiscono perché tu hai fatto, dovresti aver guadagnato. E ci sono tanti negozianti, tanti artigiani che non guadagnano più quello che guadagnavano una volta, però in base ma questo è un po' il ragionamento forse che arriva dagli studi di settore, che sono lo strumento vigente adesso e che si sta abbandonando. Diciamo che quando entrerà il redditometro è uno strumento più performante sotto l'aspetto di precisione sul taglio del reddito, cioè nel senso non si guarda più quanto tu dichiari, si guarda quanto tu spendi, per cui in base alla tua spesa, al tuo tenore di vita, devi avere un reddito. Questo è il concetto del redditometro. E in base al redditometro conviene spendere o conviene risparmiare? Intanto conviene avere i soldi ufficiali, perché per spendere un principio, diceva il mio buon papà, era quello di averceli. Secondariamente non conviene spendere, perché non conviene spendere nel momento in cui io ho un reddito dichiarato basso, cioè nel senso, se io avessi un reddito da 40.000 euro e faccio spese per 60.000 euro, giustamente qualcuno può chiedermi come hai speso di più di quello che guadagni. Lì posso rispondere, eventualmente ho vinto all'Enalotto piuttosto che avevo 20.000 euro in banca, dimostramelo. Che ce li avevo l'anno precedente, ho deciso di spendermeli. Dimostramelo. No, infatti sono le due risposte però possibili. Il problema è questo, loro ti dicono dimostramelo, ma magari può essere una dimostrazione richiesta nel sistema retroattivo. Quindi non te lo chiede da oggi in avanti, ma te lo chiede per il passato. E lì è un dramma, perché magari nel passato, non sapendo questo tipo Non l'ho messo via. Non l'ho messo via, esattamente. E questo è uno dei problemi che è nel calierone della discussione sul redditometro, in sostanza. Cioè capire... Per gli accertamenti vanno da che anno? Gli accertamenti per legge si possono accertare gli ultimi 5 anni, no? Salvo che non ci siano quelle cose che si chiamano condoni e quant'altro, che ormai stanno esaurendosi, quindi 5 anni indietro da oggi. Difficile avere pezze giustificative, pochi ce le hanno, credo, se non le attività che hanno un bilancio, per cui hanno tutto quanto... Esatto, cioè diciamo che se un soggetto non è un imprenditore che quindi è abituato a conservare la documentazione, un privato cittadino ha difficoltà, e soprattutto io mi pongo sempre, facendo anche un po' di assistenza ai privati, mi pongo sempre la domanda, qual è quella passione? Ci sono tanti che hanno le passioni, no? Per cui magari... Le passioni, allora, perché per me i cani sono una passione, ma ci ho fatto la perdita perché non ho capito perché.
uno può eventualmente avere una passione costosa, andare a sciare, e io non posso avere una passione costosa perché i miei cani non rendono ma ci spendo i soldi sopra, non capisco la differenza. Però nessuno che vada a sciare dicono fatti il partita IVA per andare a sciare, per uno che alleva cani e che non ci guadagna ma ci Adesso perde, sì, però. consiglio una partita IVA. È complicato, ne parliamo fra 2 minuti. Non stare in panchina. Le Barche, aperto tutte le domeniche dalle 10 alle 20. My Personal Sunday. Rieccoci in studio. Redditometro. Io ho sentito dire che il problema è se l'incongruenza è del 20%. Ho capito giusto? No, c'è un abbattimento del 20%. Allora, spieghiamo. Se io guadagno 50.000 euro, Ok, posso spenderne 50.000? allora, se il redditometro dichiara che tu hai un reddito pari a 50.000... Come se lo dichiari? Non che se lo dichiaro io? No, se lo dichiara il redditometro. Ecco, io vado fuori di testa. Ma è la stessa cosa per gli studi di settore. Per altre Appunto, voglio dire. Cioè, premesso che altra cosa, il redditometro esisteva già ed è comunque vigente anche adesso. Comunque, non arriviamo al dichiara... redditometro, ma se io comunque ho 50.000, per fare una cifra tonda, Perfetto. 50.000 di reddito, Sì, posso spendere 50.000 euro l'anno? certamente. Posso. Se il redditometro dice che il tuo reddito è di 50.000, tu puoi Posso spendere. spendere 50.000. Però c'è anche una clausola di salvaguardia del 20%, per cui tu potresti spendere, ok, che ne so, 51.000 euro, 20%. No, 20% un po' di più. 60.000. 60.000 euro, scusa. 60.000. 60.000 euro. Tu potresti spendere 60.000 euro e... Il problema è se io guadagno 50.000 e spendo 100.000. Esattamente. Ma il problema è che il redditometro mi conteggia lui delle spese. No, il problema Perché è che... io guadagno 50.000, sono in affitto a Milano, sono già a 38, perché 12.000 sono di Esattamente, affitto. esattamente. 7.000 li ho già spesi di cibo e quant'altro, funziona così. Esattamente. Se sono bravo a spendere meno, devo dimostrarlo. Esattamente. O se da redditometro tu hai un reddito, allora il redditometro dice tu devi guadagnare ipotesi 50.000, ipotesi come abbiamo detto, in realtà fai spese per 60.000, dall'altra parte c'è la tua dichiarazione che dirà che magari dichiari 70.000, a quel punto lì non c'è nessun problema. Ma se il redditometro dice, cioè, tu hai un tenore di vita da 60.000 e la mia spesa è 50.000 è ancora accettabile, Sì, perché sì, è il certamente. 20%. Certamente. Il problema è se il redditometro dice tu hai un tenore di vita da 60.000 e ne dichiaro 40. Esattamente. Lì Funziona scatta così. il problema. Esattamente. Ma allora, tornando al discorso di prima, ma se possiamo rivedere quella slide che proponevamo, Che è la numero 3. no, forse era la 2, quella dove c'erano No, è la 3 perché... Allora, Eccola qui. allora, se però, allora, il redditometro mi imputa, e tanto per dire cifre a caso, la gente per fare capire, Guarda, possiamo prendere il primo caso, no? Reddito ricostruito, che non so se si legga, sulla prima colonna è 53.242,22. Perfetto. Ok. Reddito minimo da dichiarare, quello che in teoria tu dovresti dichiarare con la franchigia, 44, che non è calcolato i 50. è 44.000. Esattamente. Perfetto, però io siccome non pago 12.000 euro di affitto, ma ne pago 6.000, ne pago 4.000 perché ho preso una stamberga, Ben per te. e non mi serve guadagnare 44.000, ma mi basta guadagnare meno. Certamente. Però devo dimostrare io che quell'affitto... Devi dimostrare con i contratti e gli altri strumenti Che esattamente. se invece io, e fin là, credo che insomma se uno è in affitto, il contratto di affitto con quello che paga ce l'ha, Sì. giusto? In teoria sì. Se in quella tabella quello che non corrisponde alle mie spese reali è l'alimentare, la possiamo rivedere un secondo per cortesia? La tabella 2. 7.000? La 7.000, sì. Alimentare, io non spendo 7.000 euro l'anno, ma ne spendo 3.000. Certo. Allora, è vero che tu dici, paga con la carta di credito, però è anche vero che se io voglio fare il furbo, dico 3.000 li pago a carta di credito, gli altri 4.000, 5.000, 6.000 li pago in contanti. Eccolo lì. Eccolo là. Eccolo lì. Andiamo sull'antiriciclaggio qui. Andiamo sull'antiriciclaggio. Beh, sugli alimentari, insomma, non è che No, sia- non prende il discorso degli alimentari, ma ragiona che la normativa dell'antiriciclaggio che vuole abbassare costantemente il tetto Dei contanti. arriva in questo senso qui, cioè nel senso farai sempre più fatica ad avere contanti in tasca.
quindi dovrai pagare con strumenti tipo l'assegno, tipo la carta di credito, tipo il bancomat, che poi l'amministrazione riesce facilmente a Ma controllare. però la stessa cifra pagata in contanti, in bancomat e in carta di credito, per quanto parliamo di piccole commissioni, non mi cambia a fine anno? Scusa, no, in che Perché senso? La allora, stessa... se io mi tengo i soldi sotto il materasso e pago in contanti, pago con quelli. Se mi vedo una carta di credito, io ho un costo di gestione della carta di credito. Certamente, ma Se io non lo so, io so che con i bancomat non sempre l'operazione è gratuita, ci possono essere delle commissioni. Allora, questo fa parte... È il famoso regalo, uno dei tanti regali di Monti alle banche? Sì, no, questo qui è invece il contrario, perché una delle cose che si sta chiedendo alle banche è di si sta togliere... chiedendo. Sì, no, in questo momento costa. Mia mamma non ha la carta di credito e non ha il bancomat. Lo so, usa il contante, però in teoria il contante Va in banca, si prende i 100 euro che le servono per una settimana, per 2, e poi va a prendersi altri 100 euro. Sì, stiamo parlando sempre di cifre piccole, stiamo parlando sempre di casi dove quanto sarà l'importo che non sono in grado di documentare. Nel suo caso non succede. No, ma faccio capire, ecco il 20% della tolleranza che abbiamo parlato prima, cioè lo Stato Altro caso, io ho un reddito di 50.000 euro, non è congruo l'acquisto di una Porsche, di un Mercedes, non è congruo, giusto? Cioè, no. Non è congruo. Ma se De Franceschi, oggi di buon umore, siccome gli ho fatto una bella intervista, decide di regalarmela, me la in testa. Ma la paga anche De Franceschi. Sì. E quindi è tracciabile che la macchina che stai Devo usando sempre tu dimostrarlo che per i pagamenti l'ha fatto un fatta altro. lui. Sì, cioè, qualcuno è andato al concessionario a pagare la macchina. Chiedo, quindi, cioè. no, ti faccio per Perché farti capire che la tracciabilità... Potrebbe essere il classico esempio invece del genitore che regala l'auto al figlio, che è un classico, credo. È un classicissimo, o anche l'appartamento. ma è un classicissimo, nessun problema, ma comunque come ben capisci diciamo, la tracciabilità del pagamento evince questa presunzione, cioè nel senso tu hai pagato la macchina al figlio, quindi la macchina è del figlio, quindi la redditività va su una certa direzione, quindi non è quello... La preoccupazione non è molto quella, è che questi due sistemi, però se noi vogliamo ragionare su quello che tra virgolette viene chiamato i soldi non ufficiali, il nero, creano parecchi problemi, perché giustamente il denaro ha delle soglie, le spese hanno delle soglie, quindi deve essere dimostrato... C'è una fattispecie in cui una persona corretta rischia comunque di inguaiarsi? Sì, nel momento Parliamo in di persone corrette. parliamo di una persona che fa tutto alla luce del sole. Sì. Tutto, Com'è che potrebbe inguaiarsi comunque? Si può inguaiare perché parliamo di dati, come ti ho detto prima, statistici. La statistica vuole che se abbiamo 3 polli, uno li mangia tutti e 3 e gli altri 2 non li mangiano, si fa 3 polli diviso 3. Quindi un pollo a testa, e qui è il problema. Nei costi che sono stati statisticamente spalmati nel territorio e rilevati, cioè c'è una statistica, quindi non tutti i casi sono correttamente osservati. Ecco, questo è il discorso. Anche il fatto che il redditometro cia stato costantemente portato avanti, prorogato, perché ci si è accorti di macro casi, quindi casi anche grossi, che non sbilanciavano, nonostante la statistica fosse stata fatta con un paniere di tantissimi prodotti, di tantissime aree, perché è una cosa legata al territorio, ai consumi, eccetera. Comunque non erano pertinenti con quelle che erano le reali spese dei consumatori. Tornando sempre a quella tabella che vedevamo prima, che imputava a una persona X, a un nucleo X delle spese. Sì. Se io ho quel reddito previsto, però siccome ho una passione, io taglio su tutto, mangio pane e acqua, Perfetto. però mi spendo, e viene fuori perché risulta dalle carte di credito o quant'altro, che io mi spendo 10.000 euro per andare a sciare piuttosto che... Fa parte del contraddittorio che farai con l'amministrazione Perché finanziaria. io ho una spesa che è superiore a quella che viene imputata, però io come faccio a dimostrare che ho mangiato pane e acqua? Lo dimostri nel momento in cui paghi con la carta di credito e quindi dimostri che i tuoi consumi sono minori.
che comunque... E pago il pane con la carta di credito? Paghi il pane con la carta di credito, Cioè, sì, cioè nel senso devi dimostrare... Allora, partiamo che c'è un 20%, quindi quando uno mi parla di pane, quando uno mi parla di... Cioè, No, ma io per soddisfare la mia passione, che è il viaggio avventura una volta all'anno, no, ma ho capito che è andare a sciare tutte le domeniche, ognuno ha le sue di passioni, che possono anche essere persone costose. Io conosco persone che fanno sacrifici per potersi... Io non tirerei mai la cinghia per potermi andare a vedere il Paraguay. Ma c'è gente che lo fa, o la muraglia cinese. certo. C'è gente che tira la cinghia perché vuole fare kitesurf piuttosto che per andare a sciare, o magari io conosco una persona che ha risparmiato tutta la vita per comprarsi una Ferrari. Per me è incomprensibile, però Vabbè, questa persona può tutta la farlo. vita non ha fatto nulla fino al giorno in cui si è comprato la Ferrari. Bene, allora... Ed era un postino. Allora dico, cioè, per quel giorno che lui ha la Ferrari, dico, ma come? Il giorno in cui lui ha la Ferrari e deve dimostrarlo allo Stato, e con il redditometro deve dimostrare che i Ma suoi se gli consumi... imputano i 7.000 euro di cibo, io invece ne ho spesi 1.500 perché il problema, faccio pane il e problema acqua. del redditometro è questo qui, cioè la contestazione sul redditometro Ma come fai a dimostrare che spendi meno? È questo che mi domando. ma non è quello che dicevamo Questo all'inizio che non riesco a capire, come faccio a dimostrare che io non ho comprato da mangiare? Perché il furbo dice, ah beh, io lo dimostro portando 1.500 euro di scontrini, ma tanto il caviale e lo champagne me lo compro con contanti. Cioè, perché tu devi dimostrare che nell'ambito della spesa, diciamo, di alimentazione, che comunque è un'area anche quella secondo me sensibile, sono tanti 7.000 euro, voglio dire, cioè. Si parla all'anno qui, Sono nel senso... Dipende, sono tanti, sono pochi, dipende. Per esempio, ti faccio un'ipotesi. È una cifra su cui si può risparmiare, voglio dire. 7.000 euro su cui si può risparmiare. Sì, certamente che si può risparmiare. 7.000 euro all'anno di spesa a Milano possono essere tanti, a Venezia possono essere pochi. Quindi, ma come i 12.000? Solo che dico che sull'affitto posso dimostrarlo producendo un contratto. Su delle spese così aleatorie mi faccio fatica a capirlo, pubblicità. Rieccoci in studio. Quando si comincia a lavorare sulla dichiarazione dei redditi? Nel senso di fare i conti? Sì, cioè per quella, che poi la vecchia battuta, ma perché bisogna denunciare i redditi che non ci hanno fatto nessun male? Comunque per denunciare i redditi del 2012, quando si comincia a lavorare? Diciamo che i professionisti cominciano a lavorare proprio in questi giorni qui, cominciano a predisporre. Il redditometro di cui parliamo ormai da qualche tempo, cambia qualcosa? Cambia tanto perché è un adempimento in più per i quali noi dobbiamo prendere i contribuenti, cercare di entrare dentro il loro tenore di vita, nella loro spesa, ovviamente, e poi gli si dà questo bel risultato, teoricamente dovrebbe entrare in piena funzione da marzo, per cui vedremo cosa succederà. La gente è preoccupata? No, la gente è molto preoccupata, ma infatti è un po' il discorso che facevo inizio puntata, io dico aspettiamo alla fine, perché il preoccuparsi prima a me ha insegnato nel tempo che delle determinate cose sono dei nodi che nel tempo vengono sciolti, quindi bisogna lasciare anche il tempo di chiarire bene le idee e di vedere bene cosa succede. Certo che di confusione qui in Italia ce n'è sempre stata tanta. Io so che c'è un'altra slide preparata per che cosa? L'altra slide è stata preparata perché nel fare un po' un lavoro su questa puntata, una cosa che era interessante capire era che l'argomento di oggi è quella che si chiama la finanziaria, no? Che abbiamo visto che aumenta la pressione fiscale. Ci troviamo tra un secondo però, telefonata, buongiorno. Buondì, telefono dall'entroterra di Mestre. Buongiorno. La trasmissione C'è da dire che l'entroterra di Mestre mi fa morire, perché l'entroterra di Venezia lo conoscevo, ma l'entroterra di Venezia è Marconda, non lo so, Zelarino. Perché la trasmissione mi entusiasma il fatto che lei insista sul fatto che al fisco non gli interessa niente se lei risparmia sul pane, sul formaggio o sul vino, pur di comprarsi una camicia di lusso. E questo è raccapricciante come sistema. E nel caso mio, per esempio, una madre che foraggia un figlio durante l'anno per aiutarlo, diciamo, pagandogli delle spese, pagandogli delle bollette, eccetera, eccetera,
E col redditometro cosa succederà? Che il figlio risulterà vivere a un livello superiore alle proprie possibilità. Complimenti al sistema. Mi sono spiegato? Sì, perché in realtà se lì c'è una tracciabilità, torniamo a dire, mi pare di capire che le bollette arrivano pagate al conto corrente della mamma. Sì, la mamma che dà al figlio 200 euro, 100 euro, non deve dargli in 50 contanti, euro per pagare le bollette, non deve dargli in contanti, deve dargli al segno, mi pare di capire. Guarda che sto cercando di capire, cioè, ma credo che la soluzione sia che la mamma al figlio faccia l'assegno. Il figlio deposita un assegno della mamma e dice questi soldi qua in più li ho spesi perché mia mamma me li ha dati. Allora si risolve così, cioè una mamma stacca un assegno per 100 euro al figlio per eventuali spese di famiglia. A questo punto la mamma francamente non vedo altre soluzioni. All'anno 2.000, 3.000, 5.000 assegni. Oppure la mamma si vede la bolletta, la paga imposta con il suo bancomat. Cioè io la vedo così, guardi, non lo so se la mamma non può uscire di casa... Guardi, io sono d'accordo con lei. Guardi, stiamo letteralmente impazzendo. Non noi cittadini, stiamo impazzendo a più alti livelli. Grazie. Grazie a lei. Sì, effettivamente purtroppo il caso... Sì, ha perfettamente ragione. Il caso di specie è noto e io spero che provvedano... La famiglia è il più grande ammortizzatore sociale. Certamente. Io oggi ero a prendere il pane e un signore mi diceva: mio figlio ha 52 anni, aveva un'azienda, l'azienda è saltata, sta cercando lavoro, per il momento sono 4 mesi che cerca, non trova niente, lo aiutiamo noi, 52 anni. E allora voglio dire, cioè, il figlio non ha reddito magari, però spende soldi. Purtroppo io, se posso esprimere un mio personale parere, è questo, cioè noi adesso c'è questa moda di cercare l'evasione ha vari livelli. Ma se io penso allora, a un redditometro, io non ho il lavoro e ho la fortuna di avere una rete familiare che mi permette di tener botta, però non ho un reddito. Cosa passo per un... Sì, capisco. Ma mi domando come va a finire? Va a finire che purtroppo, ed è sempre questo un po' il ragionamento, si fa la ricerca della grande evasione con dei strumenti tipo questo. Chiaramente un grande evasore che, ipotesi, ha il Ferrari e non ha nessuna fonte di reddito, come è già successo, con strumenti come questi emerge subito. Io mi auguro, perché effettivamente il caso del signore... il Ferrari da 6 anni non si vede. Sì. Se il Ferrari da 6 anni non si vede. Si vede perché comunque pagherà un'immatricolazione, un bollo o qualcosa, no? Cioè, l'accertabile, cioè voglio dire, come lo mantiene il Ferrari? Perché se non ha nessun reddito, come lo mantiene? Consumi, manutenzione, bollo... e quant'altro, assicurazione. Se il Ferrari di quell'operaio che ho detto, di quel postino che se l'è comprato di risparmio di una vita, poi l'ha mantenuto negli anni successivi con un reddito bassissimo. Se sta nel suo reddito, se riesce col suo reddito a mantenerlo, ma deve dimostrarlo. No, perché se mi imputano 7.000 euro di cibo... Però... Sì, questo ho capito il ragionamento, ma io volevo tornare sul discorso del telespettatore, che è una cosa che è effettivamente accade spesso, anche raccordato con quanto dicevi tu, cioè effettivamente in questo periodo situazioni dove la famiglia interviene massicciamente nell'ambito delle famiglie dei propri figli, ce ne sono tantissime, e questo strumento qui in questo ambito effettivamente non lo prevede. È proprio crea delle anomalie pesanti. Ho detto giusto che la soluzione è che la mamma faccia l'assegno, paghi... Sì, o va alla posta e lo paga col conto postale, perché tanto comunque adesso anche i pensionati li hanno obbligati ad avere il conto corrente, per cui un conto ce l'hanno, o in posta, o in banca, o da qualche altra parte ce l'hanno. Torniamo alla slide che ho chiesto scusa, ho interrotto. Nessun problema. Ecco, nella slide questa era paragonata al discorso della finanziaria, perché un altro, oltre al redditometro, ci hanno regalato, che ci è arrivato con la finanziaria, ci hanno regalato un incremento delle tasse. Allora l'ho presa per fare un po' di riflessione sul fatto che la spesa della famiglia, ed è un dato che è uscito qualche giorno fa su un quotidiano, è aumentata del 4,2%, che è tantissimo, e il 3% che abbiamo visto qua è il tasso di inflazione. Cioè io adesso
partendo da qui La andiamo ad spesa analizzare la spesa finanziaria. aumentata, chiedo scusa, corrisponde col fatto che c'è una diminuzione del potere d'acquisto del reddito delle famiglie? È la stessa cosa o sono due cose diverse? No, è che per esempio il carburante costa di più, l'acqua e luce costa di Perché più. il potere d'acquisto è stato calcolato una diminuzione del È stata calcolata una 4,1-4,2%. diminuzione, quindi È la stessa cifra? No. O diventa l'8? diventa l'8. Ah, un massacro, perché se il 4, se il 4 più 4 è una disperazione. No, qua si parla soltanto che i costi, una famiglia ha costi 100, da domani a 100 più 4,2% in più. E questo è terrificante perché lo abbiniamo a una finanziaria, ed era questo il ragionamento che volevo portare a risalto, è che la finanziaria ha un incremento di un punto percentuale, cioè passiamo da un 44,7% di tassazione a un 45,3%. Vuol dire che noi lavoriamo circa fino al 20 di maggio per lo Stato. Per lo Stato. E questo il concetto. è uno dei regalini che abbiamo ricevuto col Capodanno. Quando penso che ho sentito Gérard Depardieu che in Russia pagherà, e l'ha sentito quanto pagherà di tasse? Penso poco o niente, se non 13%. 13%, ma è perché è andato in un posto ben preciso. Ah sì? Sì. Non è la tassazione russa media? Però quella Allora, austriaca è il 25. esattamente, allora ci sono dei sistemi di controllo che sono i trattati OCSE che prevedono la tassazione media nei paesi del mondo, e ci sono state create quelle che si chiamano blacklist, liste grigie, liste bianche e white list. Se uno va a leggere bene la notizia di Depardieu, è finito in un posto che è una blacklist, cioè lui paga poco perché in quel posto lì c'è una tassazione particolare. Un po' come tu se vai a Madeira, la tassazione Cioè è sono 7%. le Cayman della Russia? Una roba del genere. Una roba del genere. In Austria quanto si paga? In Austria credo che sia il 25%, però il 25% rientra nella tolleranza media della Comunità Europea. Ti voglio fare anche un esempio dell'Austria, non so se tu sai, ma lì in Austria c'erano delle società a partecipazione estera per cui pagavi ancora meno. Quindi e non erano tollerate queste dal fisco. Una tassazione fino al 30% per sì, me dovrebbe essere è tollerabile. Sì. Oltre dovrebbe voler dire che lo Stato ti dà veramente tutto perché sia tollerabile. Non può essere più del 30 dal mio punto di vista, se poi devo pagare il ticket, se poi devo pagare 1000 altre cose, se poi devo avere la benzina così cara. Telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Tocci Pasquale da Padova. Se può alzare un po' la voce perché la sentiamo. Sono Tocci Pasquale da Padova. Perfetto, ci dica. Allora, io sono pensionato, il mio reddito è di 20.000 euro e una famiglia di 4 persone. Dal redditometro mi risulta che devo spendere 30.000 euro. 30? Sì. E quindi lei non è la tolleranza perché il 20% porta a 24. No, mi devono dare loro a me 10.000 euro, perché io tutto in regola sto. Perché io per poter vivere io ho bisogno di 30.000 euro, però io ce l'ho 20.000, tutto a posto, non ne vado, mi devono dare la differenza loro a me, no? Chiarissimo. Chiaro? Quindi in realtà mancano 6.000 euro perché la tollerabilità del 20% la porta a 24, sì, 30 ne mancano 6.000 euro. Come la mettiamo? No, è lo Stato che mi deve dare a me 6.000 euro per poter vivere come dicono loro. Cioè, deve dimostrare che vive con meno, ma d'altronde... No, io vivo con meno effettivamente, perché anche adesso mi hanno bloccato la pensione dell'incremento del 2%, del 3%, anche l'anno scorso mi hanno tolto dei soldi perché sono ricco. Allora, però... le faccio una domanda per lei, come fa il signore a dimostrare che lui non è... cioè, che lui ce la fa con 20.000? Io sono la persona normale. È il discorso che torniamo prima. Questo è però il centro del... il discorso è che nella fascia bassa, come quella del signore, questo strumento, diciamo, ha delle lacune, ma su questo è indubbio che ci sono... il ragionamento è questi strumenti servono per la lotta alla grande evasione e la lotta all'evasione. Lui rischia la contestazione? Lui rischia la contestazione, andrà all'ufficio e spiegherà il suo tenore di vita. Io spero che il margine, il 20% o la fascia di reddito ci siano delle esclusioni, perché altrimenti si creano queste situazioni anche altre. Ma questa è una speranza, non è che... Perché il mio dubbio è che non ci troviamo in una condizione in cui la persona che, ripeto, ce la fa, io ho sentito raccontare per anni di famiglie bravissime che con i 1.200, i 1.500 euro di un reddito, famiglia monoreddito, riesce a mantenere 2 figli
avendo un affitto da pagare, non so come ci riescono, ma sono bravissimi e non hanno nient'altro, francamente, non siamo in condizione di essere passati per dei criminali. E temo che il sospetto di passare per criminali fiscali ce l'abbiano spesso più i poveri, tra virgolette poveri, sprovveduti, che i ricchi ben taroccati. Pubblicità. Io credo che la telefonata di prima sia stata veramente esemplificativa di quello che è il mio terrore, di una persona per bene, onesta, che ha un reddito, quello ha. Però gli dicono che lui dovrebbe averne un altro. Io come dimostro che i soldi non ce li ho e che quelli che mancano e non me li sono presi da qualche parte facendo chissà cosa? Telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Fioravanti. Buongiorno. Lei è il suo... Grazie. Io adesso seguo la sua trasmissione sempre, però sto telefonando con lei, con la vostra trasmissione. Già sanno che io sto parlando con lei. Se vogliono sapere dove sono i soldi, dottor Fioravanti, non ci vuole tanto. Dopodiché vorrei chiedere all'illustre ospite, noi pensionati, io sono un pensionato, perché ci infangate il cervello con tutte queste cose che noi viviamo con la minima pensione che ci dà lo Stato? Chissà cosa ci dà. Cosa devo da rendere conto io di quello che mi dà? Hai ragione. Se vivo con quello. Volete ucciderci? Ma volete, no? Guardi che... No, i professoroni! Noi no. Hanno già ammazzato gente! Allora, ma infatti è quello, guarda, lei ha perfettamente ragione e torno a dire che... ecco, mi lasci sfogare, mi scusi, mi lasci Ma sfogare. lei, no, però quando dice voi, intende chi? Loro, non noi. No, ho sbagliato parola, torno a ripetere. Loro. Torno a ripetere, non sono un esperto e non sono un illustrissimo, però dico loro che hanno fatto queste cose qua, chi le ha fatte, diciamo così, chi le ha studiate, chi vuole strozzare noi pensionati. D'accordo, cosa grazie dobbiamo mille. Allora, fare? ho pochi minuti, devo ringraziare. Lei ha Noi... ragione, sono d'accordo con lei, ho pochi minuti, però vi faccio l'esempio di prima, perché forse questo è l'esempio, posto che i ricchi non devono andare all'inferno, secondo me, ma è giusto che paghino, sarebbe giusto che tutti pagassero il giusto, che alcune cose fossero scaglionate in base ai redditi e ai patrimoni, però io torno a dire, se una persona per bene ha un reddito, come dicevo di prima, di 20.000 euro e il redditometro gli dice ma tu, siccome siete in 4, dovresti averne 30.000, 10 non tornano e la franchigia è il 20%, 24, quei 6.000 arrangiati tu a dimostrare che non ce li hai. Una persona per bene come fa a dimostrare di aver tagliato su tutto quando ti impongono delle voci sulle quali mi sembra davvero difficile dimostrare la non spesa, perché una non spesa sul telefono si può forse dimostrare con le bollette, una non spesa sul riscaldamento si potrà dimostrare con le bollette, una non spesa sull'affitto si potrà pagare con il contratto, se rivediamo la tabella era la 2 mi sembra, sì. Ma quando mi si mettono delle spese, si attribuiscono delle spese, vediamo la 2, a me è rimasto impresso l'alimentare, perché purtroppo l'alimentare è la prima voce, no è l'altra, quell'altra abbiamo appena visto un secondo, ho sbagliato io forse allora, era questa, quando io vedo appunto abbigliamento e calzature che io devo aver speso, io guardi, faccio un esempio, io ho avuto la fortuna che ho avuto in dotazione, fossi io, dell'abbigliamento da un'azienda che mi ha vestito per anni, ne ho talmente tanto che io non ne spendo né 2008, né 2005, né 2000, né 1500, né 1500 all'anno. Allora voglio dire, cosa vuol dire? Venite a vedere il mio armadio? Come faccio a stare? Io di abbigliamento non ho speso. Allora, mi dica lei, allora, io ho il problema, allora, se sono anni accettabili, l'azienda, ti do una risposta a quello che hai detto tu, l'azienda dovrebbe aver fatto una fatturazione con omaggio, quindi è dimostrabile perché l'azienda dovrebbe conservare questo documento.
volevo dire anche al contribuente... Ma come dimostro che non ho speso quest'anno vestiti? Dici l'azienda, ma allora tu mi hai detto che lei ha ricevuti gratuitamente, sì, quindi né il quest'anno, soggetto... né l'anno scorso, né 2 anni fa, io ho speso soldi di abbigliamento. Quindi il soggetto è identificabile, sai chi te li ha dati Certo che gratuitamente? sì. Questo soggetto è messo un OVS. Perfetto. Penso non ci sembra a dirlo, è noto che per anni mi hanno vestito. Questo soggetto, per aver fatto quell'azione di darti questo bene gratuitamente, ha emesso un documento. Perfetto, ma questo come dimostra che io non ho speso i soldi quest'anno? Che lui 3 anni fa me li abbia regalati, come dimostra che non li spendo quest'anno? Che non li spendi quest'anno, ma quest'anno potresti spenderli, saranno Ma prossimo. io non li ho spesi. Non li hai spesi perché hai usato quelli dei 3 anni fa, dici? Certo, E come dimostra? Questo è già un altro discorso. Se mi invitano, se io ho un ristoratore che mi vuole bene, mi invita a pranzo tutti i giorni, come dimostro che io non spendo i soldi per il cibo? Cioè è la non spesa che non capisco come faccio a dimostrarla. La non spesa non è dimostrabile o è dimostrabile difficilmente, ma è questo uno dei problemi, e volevo così calmiamo anche un po' le persone, è questo uno dei problemi che forse è la terza o quarta volta che stanno portando Perché avanti io davvero credo questo che, tipo ripeto, ci sono voci, io se taglio sul riscaldamento le mie bollette saranno più basse e dimostro forse che non ho speso quella cifra. Se taglio sul telefono le mie bollette saranno più basse e si dimostra che non spendo una grande cifra. Se ho l'affitto, ho un contratto che mi permette di dimostrare che non spendo quella cifra, ma se taglio sulle prime 2 voci che rivediamo, che sono abbigliamento e bevande, erano alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, se taglio su quelle, cioè io posso esibire le ricevute dei 3.000 euro di cibo che spendo e dei 200 euro di jeans che ho comprato, ma non posso esibire le fatture dei 5.000 che non spendo e dei 3.000 che non spendo. Questo che non capisco. Come ne esco? Non capisco proprio. Se ne esce che nel caso in cui l'ufficio ti accerta, come dicevo, devi fare un contenzioso e spiegare che tu spendi meno. Mi crederanno? Questo è nella sfera magica. Io non lo so. Infatti... È per questo che dico aspetto alla fine, perché voglio vedere alla fine come... Siamo in par condicio, ma questa è una cosa del governo dei tecnici o dei governi dei politici, il redditometro? Il redditometro è una cosa di governo di tecnici. Perfetto, allora abbiamo capito perché i tecnici risultano a me pare una follia, così mi sono regalato un AMMI che mi tasseranno anche quello, ma veramente... Forse i tecnici non vivono nel quotidiano, vivono sulla tecnica. Mi pare una cosa folle. Ringrazio De Franceschi per averci fatto compagnia quest'oggi. Domani ci rivediamo qui per parlare di una bella mostra fotografica a Castelfranco Veneto. Arrivederci. Non stare in panchina! Le Barche, aperto tutte le domeniche dalle 10 alle 20. My Personal Sunday.